Amici del futsal, buonasera, ben trovati dal Pala Olgiata di Roma da parte di Matteo Santi. Un 25 aprile di festa, la festa della liberazione e anche una festa di futsal. Questa è Roma contro Vitulano Dragstore Manfredonia. Dentro da Canal, pressione forte di Avellino, passa Mauro Canal che però non supera Marceligno, ripartenza con Fortino, Marceligno non calcia, lo fa Fortino ma cadendo. Altruista Marceligno, da lì avrebbe anche potuto calciare in porta. Fortino di prima a liberare Dimas, bella palla diagonale per Marceligno che calcia di prima intenzione. Angolo Avellino, Fortino! Largo non di molto. In buca Fortino, arriva Dimas in mezzo alle linee. Calcia sul fondo Dimas. Questa è stata una bella giocata della Roma, che è riuscita a entrare nelle maglie della difesa del Manfredonia. Poi cerca una sponda, viene chiuso il Manfredonia. Marceligno 3 contro 2, sceglie Dimas, il pallonetto traversa, poi la palla che resta in area di rigore. Che cosa aveva provato Dimas, mamma mia che bellezza, eccolo qua. Poi non è riuscita la Roma a concretizzare. Un bacino alla traversa, palla accompagnata lì, solo a pensarlo un pallonetto del genere. C'è da stupirsi, non c'è da stupirsi del talento immenso proprio di Dimas che si accende ed è ancora lui a fare la differenza. 15° gol in campionato, il capitano della Roma fa 1-0 al 12° del primo tempo. Mentre la Roma chiude centrale 2-2 lasciando spazio in fascia, se lo prende bene Murgo che calcia chiuso da Biscossi, la palla è ancora lì e trova il pari. Il Manfredonia premiata la scelta di Moura col power play, fa tutto da solo Murgo, la palla gli resta lì, sinistra a incrociare, palla all'angolino, 1-1. Sempre bassissimo il Manfredonia che prova adesso a risalire con la pressione, l'uscita di Marceligno che si gira bene, buca Cullani, Marceligno, Caio con la faccia a dire di no al 19. Dimas, Ercolessi, finta il passaggio e torna da Dimas. Marceligno di prima, chiude bene Lucio e poi prova a ripartire, strappo di Lucio, trova Canal, incrocia e il Manfredonia l'ha ribaltata. Mauro Canal, l'immarcescibile, 2-1. In mezzo alle linee Canal, calcia ancora! Mauro Canal! Mauro Canal, 2 gol in un amen, che campione, 3-1 Manfredonia. Marceligno, ultimo attacco, spinge, supera metà campo, Marceligno, la palla resta lì e Dimas sciupa a 3 secondi dall'intervallo, un'enorme chance per fare 3-2. Il primo tempo si è chiuso con il Vitulano Dragstore avanti 3-1 sui giallorossi, doppietta di Canale, gol di Murgo. Avellino dietro da Dimas che allarga da Marceligno, il ritmo centralmente, sinistro, Marceligno! Subito la Roma a rimettersi in partita, la dedica ai suoi bambini e la Roma riaccorcia a -1, ha segnato Marceligno. 21° gol in campionato per Marceligno. Roma che recupera palla, c'è il portiere in movimento e Fortino che si è mangiato, incredibile. Marceligno ha capito tutto. Serve Fortino al limite, parata spettacolare di Caio Ainza a dir di no a Fortino. Roma che adesso ha decisamente accelerato rispetto al primo tempo, si gira ancora Marceligno, incrocia, la palla resta lì, arriva Avellino, Murato ancora, Lucio! Avellino ha pareggiato la Roma che ha scalato un paio di marce, ha accelerato in questa ripresa, prima Marceligno, poi Lucio Avellino. Barbieri, prese le spalle di Marceligno, Canal, la palla resta lì, la parata di Caiche, poi Dimas, Lucio ha recuperato la posizione, ancora in ritardo la Roma, spinge il Manfredonia che però preferisce ragionare, in mezzo alla linea Canal, la tiene Caiche, va da solo, finta, giocata, cerca l'assist invece di calciare. Ripartenza Manfredonia,
Canal, si apre la partita, va dentro, buona diagonale profonda di Di Eugenio, controripartenza, Marcelinho fino in fondo, cerca un tocco sotto, è scoperta ancora la Roma, siamo già dall'altra parte, André con l'incrocio, Dimas è scivolata, è chiaro l'intento del Manfredonia, Barbieri trova un corridoio e calcia, ancora Barbieri, 2 volte Caiche, Di Eugenio, Biscossi, Fortino la lascia intelligentemente per Biscossi, Caio Ainza con un paratone, angolo Avellino, Fortino, Marcelinho perde palla, Cullani, tutto solo Cullani, Caiche, non è finita, arriva Lucio e un altro Lucio, ma Avellino fa un miracolo difensivo, tutto il campo da risalire per Fortino, non c'è fallo, allora spinge Dimas solo contro tutti, Dimas prova a spezzare, il raddoppio, passa Dimas, tocco e la parata di Caio, dovrebbe essere corner, sì. Avellino, aperto il pallone per Biscossi, Avellino, Fortino, arriva Marcelinho, secondo palo, il gol di Dimas che riporta avanti la Roma a 2,5 dalla fine, in scivolata, in allungo, Lucio e poi Caio allontana, ancora Ercolessi per Fortino per chiuderla, Fortino, Caio para, ma quando sta per finire la partita il lancio di Caio Ainza, triplice fischio, vince la Roma.